possiamo dire niente noi. Come state? Ecco, sei carabinieri là. Come state? Non vuole parlare, è ancora sconvolto l'ottantenne che martedì sera ha assistito impotente al tentato omicidio della giovane badante della moglie. Adriano non vuole parlare, i carabinieri da ore sono al lavoro per ricostruire quanto è accaduto. A sparare è stato il padre della 26enne cingalese. Il 46enne era andato a Teolo a trovare la figlia al lavoro armato con una carabina e quando lei le ha aperto la porta ha sparato alcuni colpi, le ha ferita al volto e al braccio. Il 46enne dello Sri Lanka ha poi tentato di togliersi la vita mentre la ragazza agonizzava a terra. Una scena raccapricciante quella che si è trovato davanti l'ottantenne che abita in questa villetta dei Colli Euganei. L'agguato poco dopo le 9 di sera. L'uomo, che lavora come collaboratore domestico per un'altra famiglia, suona la porta, è armato con un fucile sottratto al suo datore che lo detiene regolarmente. Quando vede la figlia le spara 7 colpi almeno, tanti i bossoli trovati a terra dai carabinieri. 2 la feriscono in modo grave. Poi rivolge l'arma contro se stesso e colpisce ancora un unico proiettile al volto. Non riuscendo ad ammazzarsi subito, prende una corda e cerca di impiccarsi ad una trave. Nel frattempo l'anziano proprietario di casa chiama i carabinieri che arrivano in tempo per salvare il 46enne, mentre la ragazza viene portata subito in ospedale. Padre e figlia sono entrambi ricoverati in condizioni stazionarie ma molto gravi. Il 46enne è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe agito perché in collera con la giovane figlia che da qualche tempo pare avesse iniziato una relazione con un connazionale conosciuto in una chat. Una storia che il padre disapprovava e che l'ha spinto ad armarsi e a compiere un gesto così folle.